Buonasera e benvenuti alla terza giornata di Strangius Testimoni del nostro tempo, Bradipi. Stasera avremo ospiti Valentina Tamborra ed Enrico Tallone. Prima di cominciare volevo ricordarvi gli orari delle nostre 4 mostre. Le mostre si trovano in via Serra 42 presso la chiesa di San Sebastiano e l'oratorio di San Sebastiano, in via Rinascita 60 presso il Caffè Culturale Domenica Fiaba e proprio qua dietro di noi negli edifici dell'Exma. Le mostre sono visitabili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, tranne quella di Domenica Fiaba che è visitabile dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. I reading di oggi sono a cura dell'associazione Il Pungolo. L'associazione culturale Il Pungolo nasce nel 2002 e da qualche anno è presieduta da Maria Grazia Serci. Il motto dell'associazione è quello di far circolare le idee. Collabora con varie associazioni ai vari eventi del paese e ha inoltre indetto dei concorsi letterari da cui sono nati 4 volumi di Serramanna si racconta. Recentemente ha presentato un evento dedicato a Michela Murgia e altri autori sardi quali Cira Uriemma, Mirko Cogotti e Cristina Cavoni. Oggi il reading sarà tratto dal libro Favole e racconti, frutto del lavoro delle allieve del corso di scrittura creativa dell'Università della Terza Età tenuto da Deborah Zucca. Il libro è illustrato da Daniela Concas e leggerà per noi Fioralba Zucca. Buona serata. Vi propongo la favola L'ultima foglia, scritta da Daniela Concas, proprio quella che illustra le favole di tutte. C'era un'ultima foglia sull'albero che tremava dal freddo e un pochino dalla paura perché non si era mai trovata da sola. Finalmente anche quella foglia si staccò dall'albero e raggiunse le sue sorelle sulla terra umida. Erano tutte di colore arancione, verde marrone, con la faccia raggrinzita e invecchiata. Passò una vecchia che raccoglieva nel suo cestino sterpi e foglie secche. Si ritrovarono in molte dentro quel cestino e poi, dopo poco tempo, giunsero davanti ad un grande camino. Alla vista di questo ebbero una paura tremenda. «Hai freddo?» domandò la vecchia. Un bambino accanto a lei le rispose: «Sì, ho troppo freddo, forse rischierò di morire se ora non mi riscaldo». Un gran mucchio di foglie secche andò a finire nel fuoco del camino e le fiamme alte scoppiettarono. Quasi tutte piangevano, disperate per la loro fine. Ma le foglie più sagge urlarono: «Non piangete, vedrete, con il nostro calore salveremo la vita a questo bambino». Allora l'ultima foglia, che era stata posta nel cestino insieme alle altre, si sollevò col suo bel rosso vestito e finì nel focolare. Vide gli occhi felici del bambino e ritrovò il sorriso come nelle giornate di sole. Buonasera a tutti. Allora, prima dell'intervista vi faremo vedere un breve video sul viaggio sull'Artico, editato da Valentina.
Grazie Tiziano. Il primo incontro di oggi è coordinato da Valeria Melis. Mi sono emozionata dopo i complimenti di Tiziano. Valeria, classe 1997, devota a Strangius dal giorno 1. Laureanda in Scienze Politiche Internazionali, da sempre un amore innato per la storia e la lettura. Una predisposizione per il sociale in tutte le sue sfaccettature. Oggi coordinerà per noi Valentina Tamborra. Buon ascolto. Buonasera a tutti di nuovo. Allora, Valentina nasce a Milano, è una giornalista, una fotografa, si occupa principalmente di reportage e di ritratto. Oggi presentiamo I Nascosti, che è il penultimo / ultimo libro. È un libro in cui racconta la cultura dei Sami, una popolazione nomade. È un progetto durato ben 4 anni, in cui secondo me Valentina è riuscita a entrare nell'anima e nella coscienza del luogo e della cultura. A questo punto ti chiedo perché hai voluto, raccontare la cultura dei Sami, soprattutto di questo popolo. Tanto grazie Valeria, grazie a Strangius e grazie a tutte le persone che sono qui ad ascoltare. I Nascosti nasce dal mio desiderio e da tutto quello che permea poi il mio lavoro di raccontare i confini e coloro i quali vivono ai confini. Questo perché anche io vengo da un confine, quindi questo concetto e questa storia mi riguarda e poi riguarda tutti, perché l'idea di frontiera, un limite oltrepassabile, un punto di incontro dovrebbe riguardarci tutti. Io lavoravo nell'Artico già da anni, ho dedicato in tutto, ormai sono circa 9 anni che lavoro sull'Artico, ma non solo lì, lavoravo e lavoro in tutto il mondo. A fine settembre parto per il Burkina Faso, per esempio. E avendo lavorato su tanti scenari di conflitto, su tanti scenari di dolore, laddove i limiti, i confini e le barriere rappresentavano sangue e scontro, cercavo un posto che fosse un po' utopia. Ecco, l'Artico mi sembrava quel posto e quindi ho iniziato a lavorare alle isole Svalbard, il luogo a nord stabilmente, il luogo più a nord del mondo stabilmente abitato.
Ben presto, pur lavorando in quei luoghi meravigliosi, assoluti come l'Artico, ho capito che appunto anche lì i confini e le barriere facevano vittime. Dalle Svalbard mi sono quindi spostata alle Lofoten e in ultimo nel Finnmark. Noi oggi parleremo di un popolo che rischia di non esistere più, di un popolo che conta circa 80.000 persone, non c'è un censimento sicuro, divise dalle frontiere di Norvegia, Svezia, Finlandia e penisola di Kola, Russia. Dico diviso perché i Sami sono pastori nomadi essenzialmente e quindi non riconoscono il concetto di confine. Ecco, questo è per dare una visione completa del perché sono arrivata fino a lì. Allora, nelle prime pagine del libro c'è un pensiero, penso che sia un pensiero, io l'ho adattato come un pensiero, che dice: conosco lo strazio di un'identità negata, conosco la vergogna e la necessità di mentire, nascondere e omettere. E poi conosco il sollievo di guardarsi finalmente allo specchio per la prima volta, dopo anni, e capire che non servono etichette, non ci sono luoghi giusti e luoghi sbagliati, appartenenze da sbandierare e altre da nascondere. Ci siamo solo noi, con il nostro carico di umanità, di vita, di tutto ciò che siamo stati, siamo e saremo. Da quello che tu hai fatto, hai riportato nel libro, la cultura dei Sami durante gli anni ha avuto una lotta contro i diritti, per i diritti. Ovviamente il popolo Sami è definito come un popolo resiliente, è anche un popolo anche chiuso per le sue tradizioni e credenze. A me è sorto un dubbio, ovviamente, leggendo il libro: in che modo tu sei riuscita ad approcciarti col popolo? Come sei riuscita a confidare fiducia in loro? Innanzitutto è un processo, qui il tema di quest'anno è Bradipi, no? Un elogio della lentezza. È stato un processo lento, che ha richiesto anni, 4 anni di lavoro, e solo nel quinto mi sono sentita pronta a scrivere questo libro. Un tempo nei quali ho utilizzato la fotografia come dovrebbe, credo, essere utilizzata, almeno nel reportage, come strumento di incontro e di dialogo. Noi senza gli altri, il reportage è il genere più collettivo che esiste in fotografia, perché senza gli altri non potremo fare assolutamente niente. E quindi perché gli altri si affidino e confidino in noi ci vuole un'apertura, ci vuole un dialogo aperto. Quindi ho cercato un punto d'incontro, qualcosa che ci facesse sentire vicini, e quel qualcosa è stata la lingua. La lingua, perché voi dite che c'entra? Stai parlando del Sami? No, ma per questo motivo, perché ai Sami per lungo tempo è stato proibito di parlare la loro lingua e di praticare la propria religione. Solo di recente la lingua è stata reintrodotta nelle scuole ed è qualcosa che è accaduto anche nella mia famiglia. Perché? Perché mia nonna viene da un paesino sperduto fra i monti che si chiama Topolò e sta alla frontiera tra Italia e Slovenia, e so che oggi c'è qualcuno che conosce quel luogo. Mia nonna parlava sloveno, lo parlava con mia madre e non lo parlavano con me. Io non l'ho imparato e questo è un'identità negata, qualcosa di strappato. Io che conoscevo il confine come un luogo che stava nel bosco, cioè nel bosco sopra casa c'era una pietra e da una parte era in Slovenia e dall'altra era in Italia. A me sembrava una cosa bellissima, cioè mi sembrava una ricchezza sentir parlare slavo, sentir parlare italiano, mangiare le snite, mangiare le marvize, poi mangiare la gubana e poi semplicemente incontrare l'altro e riconoscerlo come simile a te, con delle peculiarità da scoprire, semmai. Ecco, quando sono cresciuta ho capito che questa cosa non era proprio vera, e quando sono arrivata fra i Sami ho trovato persone più o meno della mia età, peraltro, che non parlavano la propria lingua. Ho capito che lì c'era un punto, che potevamo comprenderci. Da lì siamo partiti in un rapporto che è diventato di amicizia, anche di amicizia che tuttora prosegue. Ti faccio un esempio: proprio l'altro ieri mi hanno mandato dei cari amici delle foto dell'aurora boreale, perché li sento, sono diventati una parte di me. Quindi ecco, è necessario, per me è stata la lingua, per altri può essere qualcos'altro, però quando racconti una realtà devi trovare un punto in comune da dove partire, quindi devi dare prima di poter ricevere. Allora, nel libro ci sono stati, diciamo, degli avvenimenti o delle esperienze toccanti. Secondo te qual è stata, diciamo, l'esperienza più forte che hai provato?
Dipende, nel senso, dipende se mi chiedi qual è stata l'esperienza più forte perché di pericolo, perché c'è stato, oppure emotivamente, che non è detto che coincida. Le puoi dire tutte e due se vuoi, puoi dirle tutte e due. Allora, partiamo dal fatto che tu giustamente dici come ci si incontra, allora, quando dico che è stato un processo lungo, vi racconto qualche aneddoto simpatico. Non è stato facile, non subito sono stata accettata, cioè arrivavo da fuori, ero la straniera, non ho dato una cosa importante. Voi tutti conoscete la Lapponia, credo, no? Quindi se vi dicono Lappone, sapete di cosa si parla. Il problema è che Lappone è un termine dispregiativo. Partiamo da qui. Deriva dalla parola svedese lapp, che significa pezza. Quindi per lungo tempo i lapponi, che non si chiamano lapponi, ma si chiamano sami, sono stati definiti pezzenti. Quando voi sentite dire Lapponia, no, è Sapmi. E quando sentite dire Lappone è Sami. Ecco, questo non l'ho detto, ma era abbastanza importante. Ecco, perché vi dico questo? Perché ovviamente io ero l'Occidente che si accaparra un luogo, quindi guardata in maniera negativa all'inizio. Anche tu vieni qua curiosa di noi, che cosa vuoi? E venivo definita con una parola che è ciucchi, che significa uomo bianco, usurpatore di terre. Partiamo da questa idea, poi dite ma sono bianchi anche loro? Sì, però quello è il senso. E allora cosa è successo? Che mi hanno messo alla prova. E le prove non sono state sempre simpaticissime. Una delle prime è stata in piena tundra, e vi assicuro che fa freddo, nel primo viaggio per la marchiatura delle renne, di cui poi vi parlo, sono stata io e il fotografo che all'epoca mi accompagnava, che è un Sami, è stato il mio apripista, Orian, a cui devo molto, ci hanno lasciati a dormire in tenda, fuori, all'aperto, mentre loro dormivano nelle cabin, che sono delle semplici casette di legno, che però hanno la stufa e sono riscaldate. E quindi a noi hanno detto, no, voi dormite fuori. E poi quando le renne si muovono, quando è ora, vi veniamo a chiamare, no? E allora poi la mattina alle 4, mentre cercavamo di dormire al freddo, cosa che non è successa, ci vengono a scuotere la tenda e noi in fretta e furia prendiamo le macchine, usciamo e non c'è nessuno. E diciamo, ma dove sono tutti? E vediamo un filo di fumo uscire dal comignolo della cabin. Ci avviciniamo ed erano tutti seduti sereni a bere il caffè e ci hanno guardato, no, della serie, ecco. E poi altre cose sono seguite, sono stata chiusa dentro al cancello della marchiatura e se ne sono andati tutti, quindi ero in mezzo a tutte queste orecchie mozzate e uno scenario abbastanza apocalittico e non riuscivo a uscire. Ho detto, qualcuno aprirà? Sicuramente non si sono dimenticati di me. No, volevano che stessi lì, quindi ad un certo punto ho fatto finta di niente, ho buttato il cuore oltre l'ostacolo e anche lo zaino e le macchine fotografiche, mi sono arrampicata, ho detto va bene, cioè diciamo queste sono piccole cose, però era un modo per capire fino a che punto mi interessava davvero stare lì, fino a che punto, consentimi il gioco di parole, volessi sporcarmi le mani, perché essere testimone non è un ruolo comodo, è un ruolo scomodo, cioè significa venire a patti e vedere tante cose, non tutte facili da assorbire e neanche da rimandare, da spiegare, da comprendere talvolta, da accettare. E quindi questo è stato sicuramente una parte importante del viaggio. Come altre esperienze posso dirti che ho sperimentato il whiteout, che è un fenomeno che avevo già vissuto, l'avevo vissuto nell'Artico, alle isole Svalbard, ed era già stato abbastanza terrorizzante, però alle isole Svalbard per motivi strani, nonostante gli orsi polari e quant'altro, mi sentivo un po' più al sicuro. Nella tundra stavamo attraversando la tundra, c'era l'aurora boreale, era una bellissima notte, improvvisamente inizia a nevicare da prima piano, poi sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, fino a che non si vede niente. Per darvi un'idea del whiteout, è quel fenomeno per cui tu hai la mano qui e non vedi la tua mano, quindi significa che la motoslitta dietro io non la percepivo più. E ad un certo punto si è rotto il ghiaccio, quindi la motoslitta dietro di noi è crollata per un bel pezzo nel ghiaccio. Non è divertente, abbiamo dovuto tirarla fuori con il lazo, eccetera, eccetera, e a meno 20 o quel che l'è, insomma, non è simpatico. Quindi questo da un punto di vista fisico, proprio emotivo, così. Per il resto, invece, tutti gli incontri, cioè ciò che mi ha colpito e toccato è l'amicizia che si è instaurata, che mi ha portato nel 2022 a partecipare insieme
a molte delle persone che avevo raccontato e documentato alla Biennale di Venezia, dove per la prima volta il popolo Sami ha avuto una voce internazionale, andando a occupare il padiglione nordico, storicamente occupato da norvegesi, svedesi e finlandesi, e per quella volta dedicato finalmente a un popolo che non aveva voce. E io quel giorno ho potuto condividere quel momento con loro, vederli felici, vederli fieri, vederli prendere il posto che gli spettava, e vederlo dopo tanti anni è stato un regalo, credo di aver ricevuto un gran regalo. All'interno del libro ovviamente ci sono le foto che tu hai scattato, però ci sono anche dei racconti. Come hai scelto le foto da inserire nel libro? Come hai incastrato tutto, anche col racconto? Ma diciamo che un giorno un noto fotografo che si chiama Guido Arari mi ha chiesto: ma se tu perdessi la vista improvvisamente, che cosa faresti? E io ho risposto: beh, ascolterei e poi scriverei. Quindi per me la fotografia non è altro che raccontare qualcosa, è un mezzo per raccontare. Potrei farlo anche solo con le parole, semplicemente mi piace anche fotografare, mi piacciono entrambi i mezzi. E poi io faccio reportage, il reportage senza parola non esiste, che vi dicano, se qualcuno vi dice no, ma la foto deve raccontare, no, il reportage nasce come fotografia e parola, perché ci sono cose che la fotografia da sola non può dire, almeno non nel reportage. Se parlo di una guerra o di un conflitto, te lo devo dire dov'è, perché nasce, chi sono quelle persone, e per farlo ho bisogno delle parole, no? Quindi diciamo che è venuto da sé, questo lavoro doveva avere una voce anche narrativa. Scegliere le fotografie di 4 anni di lavoro è un processo molto lungo, nel senso che dicevo nel 5º anno ho scritto il libro, nel 5º anno col mio foto editor che si chiama Giuseppe Creti, con una lotta strenua all'ultimo sangue, abbiamo scelto le foto, perché poi tu sei legato a ognuna è una tua creatura, l'hai fatta tu, e quella persona è importante, però poi devi scegliere quelle che più rendono l'idea, e ci vuole uno sguardo esterno, quindi il photo editor, così come l'editor per i testi, diventa fondamentale, perché è quello che ogni tanto ti dice sì, sei molto legata a questa immagine, ma non funziona. E quindi sono stati mesi di lotte interiori e verbali con Giuseppe. Allora, so anche che sta per uscire un altro libro. Mi hanno spoilerato questa cosa. Vuoi darci qualche anteprima di questo libro? Ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, allora poi magari torniamo un attimo su questo, perché il nuovo libro uscirà a ottobre, si chiama Incontri al confine. Non è prettamente un libro fotografico, benché comprenda un 16° di fotografie, alcune inedite. Una in particolare, lo dico qua perché ci tengo, perché è qualcosa a cui tengo molto, visto che ci ho lavorato a lungo, è una foto di un luogo che oggi non esiste proprio più, che è Gaza. Ed è contenuta nel libro. Per me vedere quella foto è un colpo al cuore, perché il luogo che ho fotografato oggi è raso al suolo. E quel libro è un libro che raccoglie un po' un compendio di 10 anni di lavoro e di tanti luoghi che ho visto e di tante persone che ho incontrato, prima di tutto delle persone. Allora, il libro è diviso in capitoli. Io mi sono soffermata molto nel 6° capitolo, dove proprio in quel capitolo la frase che mi ha bloccato è: mi attendeva la seconda scuola di sangue. Io vorrei che tu raccontassi, ma non proprio senza spoiler, così ovviamente, perché è molto cruda come cosa, come raccontata, anche sulle foto. Le foto sono stupende. E infatti lasciate la parola su questo. Grazie. Sì, la seconda scuola di sangue avviene nell'inverno artico, che è una stagione dove luce non ne abbiamo per buona parte della giornata, se non un tenue bagliore all'orizzonte, no? Un bluastro. Teniamo conto che noi la chiamiamo la dark season, per i Sami è la colorful season, perché ci sono le aurore boreali più belle, quindi è sempre bello, no? Come possiamo leggere diversamente le cose. Quella è anche la stagione della macellazione, è la stagione in cui i Sami uccidono le renne che serviranno per tutto l'anno.
E avviene come deve avvenire, quindi in mezzo alla natura artica, nel ghiaccio e a mano. Quindi le renne vengono uccise con un colpo di coltello, molto spesso alla base del cranio, e vengono immediatamente macellate. È una scuola di sangue, lo è, perché assisti a tutto e assisti da vicino, però nello stesso tempo ha un equilibrio perfetto con una natura che noi quasi non conosciamo e non riconosciamo più. Spesso mi sono sentita dire dagli amici sami: beh, voi comprate la carne al supermercato, credete nasca lì nella confezione, non è così, no? Cioè la carne è questo, è un animale, noi siamo grati all'animale perché ci nutre. Ecco, la canzone che avete sentito prima nel video è uno yoik, che è un canto tipico dei Sami, un canto dell'anima, loro lo definiscono. Molti dei canti sono dedicati proprio alle renne, per farvi capire quanto è importante, quanto è rispettata la natura. Durante quel momento della macellazione io ho assistito a qualcosa che aveva del miracoloso, nel senso che una volta che queste renne, ne avevano prese 2, sono state uccise, poi sgoiate e quant'altro, sono rimasti sul terreno quelle poche cose che i Sami non utilizzano, veramente sono poche, lo scalpo e pochi altri interiora. E nella tundra, che dovete immaginare come la luna a portata di mano, e quanto di più vicino alla luna abbiamo sulla terra, una grande distesa bianca, senza nulla che interrompa lo sguardo se non qualche arbusto. Il cielo è a portata di mano, sembra di poterlo toccare. Ecco, in quell'assoluto bianco ho visto una volpe artica che spiava i nostri movimenti e un'aquila reale. Stavano aspettando il loro turno, cioè stavano aspettando che noi ci togliessimo dalle scatole per potersi avvicinare e cibarsi. E lì tu ti rendi conto di appunto qualcosa che abbiamo perso, che tutto è un equilibrio perfetto, che se alla natura prendi non più di quello che ti serve, ma quel che ti serve per sopravvivere, allora tutto funziona. Sì, è una scuola di sangue, però anche una scuola di vita, qualcosa di cui sono estremamente grata. Allora, la cultura Sami ha, diciamo, il problema anche del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico che si fa anche sulle paleoliche, giustamente, ma anche a livello per le renne. Questo cambiamento l'hai visto sicuramente. Cosa hai provato a vedere, diciamo, questo cambiamento? Cioè, Sì, allora se il popolo Sami è stato prima assoggettato, insomma ha subito prima il processo di cristianizzazione, dopo ci torno brevemente perché è interessante secondo me, e poi il processo di norvegesizzazione cosiddetto, quello che ha strappato la lingua, l'identità, i cognomi e la cultura, ora i Sami rischiano a causa del cambiamento climatico e di una politica di green economy che non sempre tiene conto dei loro diritti. Mentre noi parliamo, in Svezia accadono cose terribili. Per esempio, se avete Netflix, io suggerisco di guardare il film, indegnamente tradotto il titolo in italiano perché è La ragazza delle renne, ma il titolo originale è Stolen, che vuol dire qualcos'altro, che fa una fotografia contemporanea di cosa accade in Svezia. Cioè ai pastori Sami viene chiesto di vendere le terre, viene chiesto. Quando non obbediscono accadono cose simpatiche come la decapitazione delle renne a mo' di ammonimento. Quindi siamo nel 2024, non è una cosa simpatica. Allora, cosa sta accadendo comunque in Norvegia, in Svezia, in Finlandia? L'installazione di paleoliche per l'energia sostenibile, che è una cosa buona di per sé e a cui i Sami non sono contrari, sta però avvenendo in maniera spesso indiscriminata e dunque si utilizzano i sentieri di transumanza delle renne spesso. Allora, le paleoliche, bisogna vederle da vicino per capire cosa sono, hanno un impatto importante. Nelle renne che cosa causano? Smarrimento, confusione, perché questo rumore, questi grandi oggetti sul terreno di transumanza le distolgono da percorsi millenari. Quindi loro cambiano strada, non trovano il cibo, deviano percorsi millenari fondamentalmente e capita che muoiano di fame. Nel libro ci sono alcune immagini di esami autoptici fatti sulla renna dove si vede proprio che insomma il grasso sottocutaneo è molto poco, quindi lì vuol dire che la renna non ha trovato cibo e questo accade. E
per questo problema relativo allo sfruttamento dei terreni e anche per il cambiamento climatico, che comunque mette a dura prova la natura tutta, ok? Quindi si ghiaccia di più, loro non riescono, piove troppo, si ghiaccia il terreno, non riescono a scavare. Allora, l'insieme tra una green economy non troppo attenta alle necessità e insomma, a ciò che accade ai nativi e il cambiamento climatico di per sé sta creando un ambiente non più ideale. Haile Keskitalo, ex presidente del Parlamento Sami, che oggi è ad Amnesty e presiede ai diritti dei nativi, mi ha detto una cosa importante. A un certo punto mi ha detto: senza l'Artico, senza questo luogo per come noi lo conosciamo, noi non abbiamo più motivo di esistere, non abbiamo più motivo di stare qui. È una dichiarazione molto forte, che spezza il cuore, perché è una cultura millenaria che non solo ha diritto di esistere, ma che è bello che esista ed è bello incontrare. Quindi insomma è qualcosa a cui dobbiamo prestare tutti attenzione. Allora, io vorrei lasciare spazio al pubblico adesso, perché ci sono diverse curiosità, secondo me, che volete chiedere a Valentina. Quindi se volete fare qualche domanda, sono ben accette. Esatto. Il momento delle domande è sempre un momento da panico, però siccome io non sono molto frontale nelle cose, cioè mi piace che le persone intervengano, e quindi se ci sono anche dubbi, curiosità, prego. Sì, della cristianizzazione, sì, in realtà per un motivo, perché il libro si apre, mi piaceva spiegare il motivo del titolo, I nascosti, e lo dico brevemente. Forse posso? Grazie. Dicevo che hanno subito il processo di cristianizzazione e all'inizio del libro c'è la genesi secondo i Sami, perché quando tu provi a cancellare una cultura e a vietare una religione, si trovano altri mezzi per poter portare avanti quello in cui si crede, perché i popoli sono più resilienti e le identità più resistenti della cattiveria che cerca di cancellarle. Allora vi leggo brevemente il motivo del titolo. In origine Adamo ed Eva avevano diversi figli. I bambini giocavano nella tundra ed erano sempre sporchi di fango. Un giorno Dio venne in visita ed Eva si vergognò di fargli vedere i suoi figli in quelle condizioni. Gli unici a non essere sporchi erano Caino e Abele. Così Eva mostrò a Dio soltanto loro e tenne nascosti gli altri. Dio chiese: sono dunque questi i tuoi figli? Eva rispose di sì. Dio le chiese ancora: sono questi soltanto? Eva rispose di sì. E Dio disse: dunque ciò che è nascosto resterà nascosto. Così nacque il popolo della terra, nascosti alla vista, ma ugualmente figli di Dio. Prego. Alcuni amici che hanno vissuto lì nell'Africa mi parlavano del silenzio. Sì. Io non so qua. Com'è questo silenzio? Perché è particolare lì. Non lo conosciamo come lo si dice là. Allora, il silenzio a me porta sempre alla mente un'esperienza bellissima che fece alle isole Svalbard. C'è un silenzio tale, così assoluto, che ad un certo punto mi ricordo sentii uno scricchiolio e rimasi sconcertata perché appunto c'era un silenzio totale e mi chiesi cosa fosse e girandomi vidi che il ghiaccio si stava fessurando. Cioè, in pratica, in quell'assoluto silenzio, una cosa così piccola come il ghiaccio che forma una sottilissima crepa, la puoi sentire. Ed è qualcosa di meraviglioso e spaventoso al tempo stesso perché non ci siamo proprio abituati. E io nell'Artico metto insieme due cose: il silenzio assoluto e la luce assoluta. Io ho viaggiato tantissimo, un po' in buona parte del mondo, eppure una luce, un silenzio così assoluti, neppure nei deserti in Africa o altrove li ho provati, come non nel deserto artico. È qualcosa che può sconcertare. Dicevo che è qualcosa di simile alla luna, e io me la immagino così la luna, perché quello è l'immaginario, così immota, silenziosa. Non so se ho risposto, perché bisogna sperimentarle certe cose, credo, poi alla fine. Ci sono altre domande? Qualche curiosità? Qualcosa? Eccola. Quanto tempo sei rimasta lì?
Ogni volta un tempo diverso, nel senso che io lavoro sempre, passa, cioè, non so, un mese, oppure un'altra volta 20 giorni, io vado e torno, perché viaggiando tanto vado lì, poi devo tornare, poi andare in un altro posto, adesso appunto vado in Burkina, novembre sarò in Iraq, quindi diciamo che andavo e tornavo, anche per un motivo, perché l'Artico per me è un punto di scomparsa, è un punto di pace, nonostante quello che posso aver raccontato, è comunque un luogo dove io sto molto bene. In particolare, per esempio, uno dei viaggi l'ho fatto subito tornata da poco dall'Iraq, nel 2019, dove mi ero trovata nel bel mezzo di una guerra civile, quindi tornata da 10 giorni sono partita per l'Artico, anche perché ho pensato che avevo veramente bisogno di vedere qualcosa che mi parlasse, che mi facesse stare bene, perché io quando vado lassù sto bene, cioè, e quindi diciamo che io torno, vado e ogni volta sto tanto più quanto posso stare, a seconda del resto del mondo e del resto dei lavori e dei luoghi dove devo andare. E come si vive essendo una nomada? Nel mio caso? Allora, sai la verità qual è? Ci pensavo proprio oggi, pensando alla mia agenda prossima futura. Si vive, io sono felice, faccio un lavoro che amo, premetto, non mi lamento perché ho fatto della mia passione il mio lavoro ed è una fortuna, no? Poi mia nonna diceva sempre che la fortuna non capita ma la si va a cercare, credo anche che sia vero, però c'è sempre un prezzo. Allora, ripeto, sono felice della mia vita, non ti nascondo però che più passano gli anni e più capita che ci si preoccupi di una cosa che sembra banale ma non è, che è la salute. Perché quando fai questo lavoro e sei molto giovane ti senti immortale. Quando cominci a crescere capisci che non sei immortale e che si fa fatica e che al di là dell'aspetto bello e romantico del vivere con la valigia sempre in mano, c'è anche un aspetto complesso, no? Che è quello degli affetti, che a volte per lungo tempo non puoi vivere perché sei via, che è quello del fatto che devi sempre stare bene, perché se stai male e sei lontano da casa, sei in viaggio, diventa difficile. Quindi la vita nomade ha tantissimi aspetti positivi, perché io dico sempre che un fotografo, un reporter non rimarrà mai senza un tetto sopra la testa e senza un piatto di pasta, perché davvero un piatto di pasta o il cibo, insomma, perché dovunque andiamo conosciamo qualcuno, abbiamo casa, e questo è verissimo, verissimo. Però dall'altra parte a volte è tosta, cioè ci si sente mai soli, però in difficoltà. Ci sono momenti in cui dici, beh, però forse adesso vorrei un po' fermarmi, e non sempre è possibile quando vuoi farlo. Quindi c'è questo equilibrio senza il quale non potremmo vivere. Io non vorrei fare una vita diversa da questo, però ammetto che ogni tanto ho un pochino di stress. Infatti ai miei studenti, io insegno giornalismo e fotografia, quando mi dicono ma cosa serve per fare questo mestiere? E io dico, beh, una forte resistenza allo stress, ragazzi, cioè, questa è la prima cosa, perché se siete due persone che vi stressate subito, questa roba non fa per voi, perché avrete sempre a che fare con quell'aspetto. Quindi credo sia questo, una forte resistenza allo stress. Sì, tutti, va bene? Vai. Sì, poi tanto arrivo da tutti. Sì, art. C'era, tra l'altro c'è un ritratto che, eccolo qua. Non si vedono? Ah, mannaggia. Allora, aspetta, no, ma è il cartello, non siamo noi. Ah, però giusto, è il libro, possiamo. Allora, art, in realtà, che è questo signore che adesso vi facciamo vedere anche col libro, è uno sciamano. Non l'ho scoperto al primo viaggio perché non è una cosa che amano dire, nel senso che mediamente loro si dichiarano all'inizio, quando ti conoscono, cristiani. Questo proprio per via del processo di cristianizzazione. Poi nel tempo, quando ti conoscono, allora è un altro paio di maniche. E io ho avuto la fortuna di partecipare a un rituale pagano che si chiama Nissetoget e che avviene la notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio ed è una cosa meravigliosa. E lì ho scoperto chi era Art, solo in quel momento. E l'ho scoperto con una cosa anche buffa che adesso vi racconto. Però Art, è interessante dire che per mestiere, lo racconto nel libro, per vivere spurga fogne, quindi fa un'altra cosa, ok? Però è l'uomo saggio del villaggio, grazie Vale, è l'uomo saggio del villaggio ed è uno sciamano. La notte
del Nissetoghet è la notte di fine anno. Cosa succede? Ci si maschera e ci si maschera da demoni. La foto che avete visto era una foto dove Art da dietro indossava delle corna, delle pelli di animale. Ognuno costruisce la propria maschera e si può marciare tutti insieme solo se mascherati, perché si diventa demoni, quindi c'è la trasfigurazione, come avviene qui in Sardegna con alcune maschere, tanto che io dopo questo lavoro sono arrivata a lavorare in Sardegna non per caso. Ecco. Ad un certo punto, dopo una lunga marcia, si arriva a un fuoco sacro e in questo fuoco si brucia la maschera. In questo modo si allontanano gli spiriti malevoli e ci si garantisce o si spera di garantirsi un anno propizio. In quel caso io ho seguito la marcia per ore. Mi hanno dato questa possibilità, ho dovuto vestirmi perché altrimenti non avrei potuto, ma ad un certo punto, presa dalla foga, momento paperino, però va raccontato, sono caduta, sono scivolata, mi sono quasi spaccata un ginocchio, mi sono fatta veramente male perché il ghiaccio è duro e fa male. E quindi ho detto, però ormai sono qua, io vado, cammino, no? Quindi zoppicante, arrivo fino al fuoco, faccio le foto e poi miseramente crollo a terra. E siccome sono una intelligente, mi giro verso le persone che erano lì con me e dico, ma qualcuno ha del ghiaccio? Ovviamente mi hanno guardato come una deficiente, cioè, guarda un attimo dove sei, no? Quindi mi tirano su, mi portano dentro all'unico caffè del paese, arriva Art e mi fa tirare su i pantaloni da sci, appoggia il coltello Sami. Il coltello Sami è qualcosa di molto prezioso, viene donato ad ogni bambino alla nascita ed è un coltello che lo accompagnerà per tutta la vita. No, anche alle bambine, tutti hanno il coltello Sami, lo portano attaccato a un cinturone molto bello per tutta la vita. È proprio la cosa più preziosa che hanno insieme all'argento. E mi poggia questo coltello sul ginocchio e pronuncia delle parole a mezza voce. Io non lo so, sarà stato il freddo del coltello, il ghiaccio, quel cavolo che volete, però poi mi sono messa a camminare e comunque lì lui in quel momento voleva dirmi qualcosa, e quindi che era il guaritore del paese a cui tutti si rivolgevano. Ok, scusami, vado perché so che dobbiamo chiudere, c'erano delle domande. Niccolò. 3 ne abbiamo, sì. L'ultima? Ah, ce n'erano, sì. Certo. A proposito del discorso delle paleoliche, vorrei farti una domanda, cioè anzi, più che altro una notazione. Pensi ci sia un connubio tra il popolo Sami e il popolo sardo? E vorrei chiederti se hai un messaggio da lasciare appunto alla popolazione sarda. Certo, allora sì, sicuramente ci sono dei punti in comune, ho di recente rilasciato un'intervista su questo, poi è vero che ogni luogo è diverso e quindi ogni luogo ha delle difficoltà diverse, però il messaggio che vorrei dare è questo: nessuno è contro l'energia pulita, l'energia rinnovabile, perché non ha senso, ma questa energia rinnovabile deve essere realizzata e creata e portata avanti senza andare a ledere l'ambiente e il mondo, le persone, gli animali che vivono in un posto, no? Allora io qua ho lavorato sui grifoni e mi è capitato di poter, lavorando con Foresters eccetera, di poter scoprire e vedere che ahimè spesso la paleolica è il destino finale di alcuni volatili, ce ne muoiono molti, e se insomma se tu ti metti a ripopolare la fauna selvatica e poi con la paleolica la stermini, forse bisogna capire dove la metti questa paleolica. Quindi il messaggio è: cerchiamo di capire come portare avanti l'energia pulita senza andare a inficiare le necessità di un luogo e delle persone. Questo. Grazie Valentina per la tua testimonianza. Vorrei chiamare qua adesso, credo, Giacomo e Davide. Yes, Giacomo e Davide, i nostri valletti, per un piccolo omaggio a Valentina e Valeria. Grazie, grazie a tutti.
E adesso richiamo qua Fioralba per il secondo reading della serata. Vi propongo ora la favola scritta da Deborah Zucca, Bovale e Moscato. È arrivato settembre. Nelle colline i filari di viti verdi annunciano l'inizio della vendemmia. Il cielo è azzurro e oggi sembra proprio una bella giornata per iniziare la raccolta. Ecco infatti sorgere in lontananza il signor Gerardo, che a passi lenti si dirige verso la vigna. Gerardo è un nonno di 80 anni, piccolo, con pochi capelli bianchi e un paio di occhiali per vederci bene. Nonostante la sua età, vendemmia le sue uve tutte da solo, senza nessun aiuto, giusto quello del figlio che lo accompagna sempre come ogni anno. Gerardo ama così tanto le sue viti che ha un rapporto davvero speciale con loro. Ci parla, le accarezza e le copre di mille attenzioni. Sarà per questo che il suo vino è così buono. Se possiamo dire che Gerardo ha un ottimo rapporto con le sue uve e i suoi vigneti, non possiamo dire altrettanto del rapporto tra i vari vitigni. Infatti, nella vigna di Gerardo troviamo uve bianche e uve nere, come le fazioni dei Guelfi e Ghibellini che lottavano fra loro per la supremazia, e altrettanto fanno le uve della vigna. Le uve nere sono di pregiato Bovale, mentre le uve bianche sono le fantastiche Moscatello, da cui viene ricavato il Moscato, vino che si sposa assai bene con i dolci. Gerardo non ha preferenze né per l'una né per l'altra. Le ama indistintamente. Adora il Bovale con i primi piatti e i secondi di carne, mentre non rinuncia al bicchiere di Moscato con i dolci preferiti dalla sua terra. Ma quando si trova seduto a tavola per gustare le prelibatezze che sua moglie prepara, comincia la lotta per la supremazia dei vini, che iniziano a sfidarsi a suon di calici. Il signor Bovale è sicuramente il più presuntuoso. Per essere sempre presente a tavola, pensa di essere Sua Eccellenza. È solo un egocentrico, lo addita il Moscato. Vuoi mettere a fine pasto un dolce alle mandorle o un bel cantuccio bagnato nel Moscato? E naturalmente il Bovale alle provocazioni non ci sta. Finalmente Gerardo ha finito di vendemmiare i primi filari e le cassette piene di uve di Bovale e Moscato vengono portate dentro la grande stanza dove c'è la pressa, che poi le ridurrà in mosto. Gerardo non ha ancora finito e lascia le sue uve incustodite per un attimo. Che cosa dite? Pensate che rimarranno buone? Potete scordarvelo. Eccoci finalmente al grande giorno, esclama il Bovale. Io sono pronto. Se permettete passo avanti. Perché mai dovresti passare tu avanti? Chiede il Moscato, irritandosi. Perché sono il re della tavola, gli risponde il Bovale. Ed io del fine pasto, continua il Moscato. Dunque, come la mettiamo? Insomma, a furia di farsi avanti, prima l'uno poi l'altro, le uve si ritrovano assieme sull'orlo della pressa, pronte per cadere e iniziare la lavorazione. Ma ecco che, ops, cadono entrambe mischiandosi tra loro. Oh, povero me, esclama il Bovale, che esistenza sprecata. Cosa dici? Poveri noi, aggiunge il Moscato. Che ne verrà fuori adesso? Intanto Gerardo ha finito il suo lavoro e ritorna con altre cassette di uve pronte per la pressa. Ma stranamente non le trova più. Pensando, immagina che sia stato suo figlio a metterle via, ma del succo d'uva inizia a scendere dalla pressa. Gerardo, vedendo il succo scuro, così inizia a darsi da fare con la pressa e Bovale e Moscato si ritrovano in un turbine che le miscela completamente.
ci domandiamo anche noi che verrà fuori da un miscuglio simile. Ed intanto aspettiamo che passi qualche anno per conoscere l'aroma e il profumo del nuovo vino. Chissà che sarà la volta buona che imparino a stare buone e a non farsi dispetti. Lasceremo l'ultima parola a Gerardo, a quando il vino sarà pronto per essere servito a tavola. E noi attendiamo, augurandovi cin cin!